Ciao Carlo. Ciao Gennaro, buonasera. Forza Napoli innanzitutto. Sempre, 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 sempre. Allora, senti Carlo, io ti devo un po' parlare perché io... Che è successo? No, sono contentissimo della partita del Catania, No. anche se qualcuno sta criticando come dice vabbè ma il Catania ormai era ridotto a zero, era ridotto all'osso, ma sto Catania l'abbiamo divorato in primi 45 minuti, è vero loro hanno avuto delle occasioni, ma il Napoli lo sappiamo, le lascia delle occasioni, però l'importante è che vinciamo sempre, no Carlo? Ma senza alcun dubbio, ma scherzi. Poi ti volevo dire, una curiosità che mi riguarda, io lo sai come mi chiamo Gennaro, Sì. poi all'anagrafe sono registrato come Gennaro, Luis, Vinicio, Bruno, Pesaola. Esposito parla sì. Che mito. Perché mio padre è così, cioè mio padre praticamente... Tuo padre era super malato, cioè malato del ramo. ramo. Questa azzurrinite cronica, Mamma. che io poi figurano come tengo 4 figlie, no? Il primo si chiama Diego. Il secondo Armando. Da vedi tu come si chiama il secondo? Armando. Ma manco me lo dici. Poi sono nate due gemelle, allorché io mi Azzurra. un fiocco azzurro sotto palazzo. Cioè, Azzurra e celeste, come li chiamate? No, Mara e Donna. Dico Armando, Mara e Donna, io tengo 4 figlie, così si chiamano praticamente. A parte scherzi, Carlo, lui ama vincere sempre. Cioè, secondo me la Roma si può acchiappare. È vero che è difficile, però i Guagliù hanno a vincere. No, ma la Roma. guai a far passare il concetto che non puoi più arrivare a prendere la Roma. I Guai. tifosi che dicono no, ma secondo me il secondo posto è difficile, è impossibile. Difficile sono d'accordo, ma è impossibile no. No, ma l'aritmetica dice che è ancora lì, a portata di mano e ci devi credere. Sono convinto credere. che la Roma in queste 2 o 3 partite che c'ha di seguito qualche punto lo perde e forse perde pure qualche partita. Se no, qua bisogna essere ottimisti. Speriamo. Finché la matematica non ci condanna, io penso che il secondo posto non la piglia sempre. E perché sennò se ne cade anche la concentrazione dei calciatori, dell'ambiente proprio della squadra. È così, no, sono d'accordo, è così, hai perfettamente ragione. Ma bisogna inculcare la possibilità di raggiungere l'obiettivo. Dimmi. Senti, poi se mi fai fare un invito, se qualcuno che sta ascoltando, tifosi del Napoli, si vuole accodare, io faccio dei commenti ma commenti non tecnici al tuo livello, sono commenti ironici, Sì. però ironici da tifoso sulle partite, e quindi Zigenna, se volete su YouTube mi cercate Zigenna e vi fate 2 risate, perché comunque ovviamente io tifo Napoli e commento il Napoli a mo' di un vero tifoso napoletano. Va bene, ti abbraccio e ti saluto, ciao, buone cose. Ciao, Carlo. Ciao.